Kiwi 7. Sempre italiani e buoni i kiwi in questa stagione. Consumarne uno al giorno è buona abitudine per fare il pieno di vitamina C. Arance 7. Anche le arance sono un'ottima riserva di vitamina C, ottime quelle da spremuta, provatele anche a spicchi nell'insalata. Biete 6. Le frescure di questi giorni invitano al consumo di questa verdura da cuocere, magari in abbinamento alla più amara cicoria. Carciofi 6,5. Aumentano gli arrivi delle carnose mamme romane, che si affiancano agli ancora ottimi carciofi pugliesi, sardi e toscani. Cipolla fresca 6,5. Con la scorza umida e lucida, le cipolle novelle sono ottime da consumare crude in insalata con il radicio verdon da Cortelle. Crucifere 7. Cavolfiore di ottima qualità con arrivi costanti, squisiti anche i broccoli, da consumare entrambi almeno 2 volte alla settimana. Finocchi 7. Bianchi, tondi e dolcissimi finocchi, ottimi da consumare crudi o cotti per purificare il corpo dalle scorie accumulate d'inverno. Fragole 6,5. Rosse, succose e quasi totalmente italiane, le fragole aumentano in quantità e qualità e ci conducono verso la primavera. Mandarini 6. Arancioni come le arance, con tanta vitamina C ma più dolci e profumatissimi, ultime settimane per i mandarini siciliani. Pere 6. Sono arrivate le prime pere estere, chiedete consiglio al vostro fruttivendolo che saprà orientarvi tra le diverse tipologie. Radicchi 7. Bianco e rosso, purifica il nostro organismo con il suo sapore tipico e croccante, da portare in tavola quotidianamente, crudo o cotto. Radicio verdon da Cortelle 6,5. Le temperature fresche favoriscono la qualità del radicio verdon da Cortelle, prodotto tipico trevigiano da valorizzare e riscoprire. Fa parte della grande famiglia delle crucifere assieme a verze, broccoli, cime di rapa, cavoli neri, cappucci, cavolini di Bruxelles e altri. Parliamo del cavolfiore, che sta per concludere la sua lunga stagionalità invernale ed è ben presente in questi giorni sul mercato, con ottime caratteristiche organolettiche e buoni prezzi. Il cavolfiore è un ortaggio che necessita di un'opportuna rivalutazione. Considerato come cibo povero e bistrattato per l'odore caratteristico che emana durante la cottura, viene spesso trascurato in cucina a favore di altre verdure più piccole. Ma se la natura ci propone in questa stagione il cavolfiore è perché con il freddo il nostro organismo necessita degli antiossidanti, delle vitamine e dei sali di cui questa verdura è ricca, a partire dallo zolfo, elemento importante anche se responsabile dell'odore che si sprigiona durante la cottura. Contiene inoltre vitamine e altri importanti minerali. Secondo la tradizione, il cavolfiore ha anche proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e depurative. I romani lo consumavano crudo prima dei banchetti per sopportare meglio gli eccessi di alcol. Lo stesso utilizzo è tuttora in voga in Russia per riprendersi dalle sborne di vodka. Gli estratti del cavolo sono anche molto efficaci nel prevenire e curare le dermatiti e lo zolfo, il nesso contenuto, costituisce un rimedio cosmetico per la pelle seborroica, per l'acne e per alcune tipologie di eczemi. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.